Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, mercoledì 28 giugno. Dunque, questa mattina c'è stata un bellissimo evento, un evento molto importante organizzato dal consigliere regionale Marco Dolfin al Palazzo dell'Istituzionale della Regione del Veneto, Palazzo Ferrofini, Palazzo del Consiglio regionale. C'è stata l'introduzione del Presidente del Consiglio regionale, ma poi sono intervenuti oltre al Sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, anche una parte dei stendisti e anche delle associazioni che già da tempo sono presenti nella sagra. È l'84esima sagra del pesce. Bello questo risalto veneziano appunto istituzionale di un livello di spessore. Nel link in descrizione troverete tutti gli interventi, oltre alla diretta che è stata fatta questa mattina, abbiamo fatto questa mattina direttamente da Palazzo Ferrofini. Ecco, a margine di questa iniziativa che a noi è piaciuta molto, devo dire la verità, è arrivato un comunicato della consigliera regionale Erika Baldin e di Jonathan Montanarello, i quali accusano Dolfin di aver monopolizzato con la Lega una manifestazione che è di tutti. Dolfin l'abbiamo contattato e mi ha detto: ma come mai questo malinteso, come mai non sono stati invitati i consiglieri regionali? Dolfin dice che l'evento era pubblico, lo sapevano tutti quanti, o almeno era stato comunicato a tutti. Questo è quello che dice Dolfin. Ha mandato anche lo screen del sito della Regione Veneto, dove c'era pubblicato appunto che c'era questa conferenza stampa. Detta tra di noi, personalmente dispiace un po' questo malinteso, perché noi a Chioggia siamo l'unico comune del Veneto che ha 3 consiglieri regionali, e anche se hanno dei ruoli rispettivi diversi, Dolfin, ricordiamo che in maggioranza Erika Baldin e Montanarello sono all'opposizione, però pur avendo ruoli diversi lavorano tutti e 3 per Chioggia. È stato un po' peccato, ci auguriamo che sia stato un malinteso e che appunto questa cosa venga superata, perché appunto l'interesse della nostra città è di essere rappresentati da tutti, a prescindere dai colori. Un'edizione della Sagra del Pesce di Chioggia targata Lega, è quanto denunciano i consiglieri regionali Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e Jonathan Montanariello del Partito Democratico, indignati per la conferenza stampa organizzata dal consigliere regionale Marco Dolfin a Palazzo Ferrofini, dove il sindaco leghista Mauro Armelao era presente come ospite, mentre Baldin e Montanariello non erano stati invitati. I 2 consiglieri regionali hanno espresso quindi il loro disappunto per il fatto che un partito politico della maggioranza, la Lega, abbia messo il cappello sopra la manifestazione più amata dalla città di Chioggia, dalle turiste e dai turisti. La conferenza stampa è stata vista dai 2 consiglieri di minoranza come un'operazione partitica che ha danneggiato la correttezza istituzionale e ha offeso gli organizzatori della sala, i gestori degli stand e i volontari, poiché non tutti hanno una tessera della Lega. Sarebbe dovuta essere, secondo la Baldin, un'esperienza di tutti, mentre secondo Montanariello si tratta della prima volta in 50 anni di Consiglio regionale che un partito cerca di impadronirsi della Sagra del Pesce con il benestare e la presenza del sindaco. È stato aggiunto che molti sono rimasti amareggiati perché desideravano vivere la Sagra come un evento di tutti e si sono trovati di fronte a un'iniziativa della Lega. Sottolinea inoltre che Chioggia ha attualmente 3 consiglieri regionali, un caso unico a livello regionale, e che questa dovrebbe essere un'occasione storica per lavorare insieme per il territorio. Ha ribattuto il consigliere Dolfin, organizzatore dell'evento, il quale ha affermato che questo non è il momento di fare polemica. La conferenza stampa era pubblicizzata sullo stesso sito della regione, sulle sue pagine Facebook, ed era aperta a tutti. Se i consiglieri, che fino al giorno prima avevano da ridire, avessero voluto partecipare, lo potevano fare. Non era necessario nessun invito formale. Non si è organizzata una festa leghista, non c'erano simboli e bandiere, ribatte Dolfin, che lamenta che, vedendo i presupposti,
L'interesse maggiore sembra proprio quello di polemizzare con qualsiasi pretesto. Il giorno dell'apertura della sagra, il 7 luglio, rammenta Dolfin, sarà presente il presidente Zaia. Cosa verrà detto in quell'occasione? Che sarà la sagra della Lega? Ribatte che per l'evento patrocinato dalla Regione è stata una grande opportunità a livello mediatico e avrà una grande risonanza. Un peccato per chi, avendo pieno diritto, non ha partecipato. Aver pubblicizzato l'evento patrocinato dalla Regione Veneto attraverso i canali messi a disposizione dalla stessa, dandole un tale risalto, può avere, secondo noi, notevoli connotazioni positive. Il pubblico che sarà incuriosito e che giungerà a Chioggia nei giorni della sagra grazie a questo passaggio sarà un di più rispetto agli affezionati che in questi giorni vengono solo per mangiare bene, per festeggiare una città e le sue tipicità, non certo per fare politica. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Dunque, ieri sera c'è stato un consiglio comunale e ho seguito un po' i lavori di diverse interpellanze. Tra l'altro troverete la playlist con tutte le interpellanze di ieri sera. Una in particolare mi ha colpito perché non è la prima volta che se ne parla ed è sempre la famosa colonia Turatti. Allora ieri il consigliere Maurizio Salvagna del Partito Democratico ha chiesto com'era la situazione chiedendo anche un po', non so se scherzava o parlava seriamente, che c'erano notizie per la realizzazione di questa casa di riposo, com'era la situazione. Allora, il sindaco ha risposto, poi in allegato trovate l'intera interpellanza e sentite anche la risposta del sindaco, ma in sintesi il sindaco dice che praticamente siccome la regione ha dato l'autorizzazione ad altri 30 posti, l'Altinia, che è la società che vuole fare questo investimento, sta guardando in giro per trovare un altro terreno. In pratica, se trova un altro terreno non faranno la casa di riposo là, ma la faranno dall'altra parte. Nel frattempo sono arrivate anche delle altre manifestazioni di interesse e quindi sarà da vedere, eccetera eccetera. Allora, siccome questa cosa l'ho seguita molto, francamente, sinceramente ci sono tante cose che mi lasciano perplesso. Allora, innanzitutto questa amministrazione è di centrodestra e si dovrebbe rifare alle indicazioni che dice la Premier, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice che bisogna essere amici degli imprenditori. A me sembra che questa amministrazione amici degli imprenditori non siano per niente. Allora, innanzitutto quel progetto nasce, se non sbaglio, nel 2020, sono stati fatti tutti i passaggi. L'Altinia prima è venuta a Chioggia, ha parlato con l'amministrazione Ferro, ha chiesto che voleva fare questo tipo di investimento, l'amministrazione Ferro ha fatto diverse valutazioni, ha guardato, riguardato avanti e dietro. Apro e chiudo una parentesi, certo a tanti piacerebbe che invece di fare una casa di riposo a quel punto magari facessero una discoteca, magari facessero un albergo. Allora, questa mattina commentiamo questo articolo sul Gazzettino, sicurezza Romea si pensa a un ponte Bailey. È un articolo che è stato mandato un testo dall'avvocato Giacchina, che è presidente del comitato per la Romea, e mi dispiace parlare così perché io sinceramente ho anche stima di questo avvocato perché è una persona veramente una bravissima persona, ho avuto modo di conoscerla, l'abbiamo anche intervistato, ci sono nel sito anche le interviste. Ultimamente mi sembra un po' arrabbiato, l'altro giorno mi sembra che abbia evitato di salutarmi, non lo so, vabbè. Ma
onestamente con questi articoli si continuano a favorire gli incidenti stradali, perché continuare con queste fesserie, perché è una fesseria, dire che il ponte Bali costerebbe solo 1 milione di euro e lo si può fare in breve tempo è una bugia totale. Innanzitutto ho i miei dubbi che costerebbe 1 milione di euro, forse montare il ponte, ma per fare il ponte comunque ci vuole il progetto e comunque ci vogliono le opere per la strada e quelle non possono costare così poco, voglio dire. Quello che è da fare è andare avanti col famoso ponte sbarramento sul ponte sul Brenta, quello avremo la famosa pista ciclabile già progettata, c'è la ciclovia da Torino a Venezia, adesso mi sfugge la sigla in questo momento, che è stata progettata da anni e c'è proprio tutto il passaggio, l'abbiamo messo anche altre volte, c'è tutto il passaggio che passa dalla Romea dietro e va a finire dall'altra parte attraversando il Brenta su quel nuovo ponte che servirebbe anche per sbarramento. Qualche settimana fa l'amministrazione, un po' tutti, sono venuti fuori con un comunicato dicendo che finalmente andranno avanti, stiamo a vedere, quindi sinceramente continuare con queste balle io non riesco a capire il senso, cioè, di avere qualche like, cioè l'avvocato pensa alle prossime elezioni di mettersi in lista con qualche lista, non lo so, io ripeto, tutti questo tipo di articoli va a favorire quelli che vanno in Romea, corrono e fanno gli incidenti. Questa è la realtà dei fatti. Si dovrebbe invece fare una campagna spiegando che bisogna avere una guida responsabile e non lo so, francamente, dico la verità, sono allibito che una persona che è un avvocato, che ha una certa esperienza, indirettamente esperienza amministrativa, continui con questa strategia, non lo so, forse va a prendere qualche like a qualcuno che gli piace andare avanti con questa cosa qua, ma comunque è totalmente sbagliata. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Quest'anno per i libri di testo passa alla cartoleria Pegaso, ti aspettiamo. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulle modifiche al codice della strada. Comincia quindi l'iter parlamentare, ma vediamo cosa prevede. Ubriachi e drogati al volante, tolleranza zero, stop alla patente per chi guida ubriaco o drogato in caso di positività alle droghe, a prescindere dallo stato di alterazione, sospensione e revoca della patente con divieto di conseguirla fino a 3 anni. Per gli ubriachi recidivi, alcol look obbligatorio sull'auto, divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida per 2 o 3 anni, a seconda del reato commesso. Guida senza patente, divieto assoluto di conseguire la patente fino al compimento dei 24 anni per i minorenni sorpresi alla guida senza patente e sotto l'effetto di droga. Linea dura sull'utilizzo dei cellulari, sospensione della patente per chi usa il telefono mentre guida o commette altre violazioni pericolose, circolazione contromano, sorpasso azzardato, mancato utilizzo per sistemi di sicurezza dei bambini, eccetera. Monopattini elettrici, blocco del veicolo se circola in aree extraurbane o particolarmente pericolose, obbligo di targa e assicurazione, casco obbligatorio per tutti, divieto assoluto di circolazione contromano, divieto di sosta selvaggia sui marciapiedi, sanzioni per mancanza di frecce, freni, contraffazione dati del proprietario, potenziamento illegale del motore per modificare la velocità. Zona traffico limitato di buon senso, stop a eccessive limitazioni dannose e poco chiare, ai sindaci il compito di proporre soluzioni equilibrate che tutelino ambiente, libertà di circolazione e lavoro. Piano salva ciclisti, sorpassi sicuri, ciclisti maggiormente tutelati, nessuna complicazione burocratica per chi sceglie le 2 ruote, anche con pedalata assistita.
Basta autovelox truffa, via gli impianti mangiasoldi, meno burocrazia, utilizzo solo di strumenti certificati tutelando i cittadini da multe pazze. Più sicurezza per tutti. Safety car. In caso di incidenti sull'autostrada entrerà il nuovo veicolo per rallentare la circolazione e prevenire altri sinistri. Passaggi a livello, più segnaletica e controlli, anche con telecamere. Educazione stradale, bonus di 2 punti sulla patente all'atto del rilascio per i ragazzi che abbiano frequentato corsi extracurricolari sulla sicurezza stradale organizzati dalle scuole secondarie statali o paritarie. Delega per riforma del codice stradale, obiettivi, riscrittura di un codice breve, coordinamento tra le disposizioni vigenti, strumenti di delegificazione per intervenire con celerità per l'adeguamento delle evoluzioni tecnologiche o a normative europee, riforma della disciplina sanzionatoria. Si è svolta ieri la cerimonia di passaggio di consegna alla Direzione Marittima del Veneto, in cui l'ammiraglio ispettore Piero Pellizzari ha ceduto il testimone al contrammiraglio Filippo Marini. Pellizzari ha guidato la Direzione Marittima per oltre 5 anni e ora assumerà l'incarico di comandante del porto di Genova e direttore marittimo della Liguria. Si è trattato di una cerimonia solenne tenuta alla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni, tra cui il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, e il comandante marittimo Nord, ammiraglio di divisione Pierpaolo Ribuffo. Presenti anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il prefetto di Venezia Michele Di Bari, il presidente della Corte d'Appello, il vice sindaco Andrea Tomaello in rappresentanza del sindaco Brugnaro, il presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico settentrionale Elino Di Blasio, il segretario generale della Comunità del Garda, oltre ad autorità religiose, civili e militari, rappresentanti delle amministrazioni comunali e membri del cluster marino e portuale. Nel suo commiato l'ammiraglio Pellizzari ha ringraziato tutto il personale della direzione marittima per il lavoro svolto durante il suo comando, evidenziando i risultati raggiunti e le sinergie create che hanno permesso di risolvere problemi e gettare solide basi per affrontare le sfide future. Ha inoltre menzionato le attività legate ai porti di Venezia e Chioggia, lo spazio e l'ambiente marittimo, nonché la sicurezza della navigazione e della vita umana sul lago di Garda, dove la Guardia Costiera è presente col primo nucleo mezzi navali. Nel suo discorso di insediamento l'ammiraglio Marini ha espresso il suo onore nel poter servire il paese come direttore marittimo di Venezia. Ha dichiarato che svolgerà il suo incarico con entusiasmo e dedizioni assolute, assicurando un impegno per ascoltare e prendere decisioni intelligenti e attente alla sicurezza produttiva e alla sostenibilità ambientale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 28 giugno, è la San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!